2 medaglie di bronzo per lei nella primavera scorsa a Riccione nelle prove dei 400 e 800 stile libero. Nella gara dei 400 stile libero la Fabretto aveva nuotato per il bronzo 4:27,71. Tiasa Pintar intanto 31:00 davanti a Natlacen 31:30. Le due atlete in corsia 1 e 2, partite più decise a dare il passo a questi 400 stile libero. Primo quarto archiviato con la Natlacen 1:05,19 davanti alla Fabretto 1:05,35, poi Tiasa Pintar 1:05,49. Decisamente tattica la gara dei 400 stile libero. Emma Fabretto, specialista di queste distanze più lunghe di questa specialità dello stile libero, appunto, organizzerà le forze e le energie per gestire le due straniere in corsia 1 e 2. Intanto la Natlacen però continua a fare l'andatura 1:39,13, Fabretto 1:39,71, segue a 58 centesimi con la Pintar ancora in terza posizione. A metà gara ancora Gaia Natlacen avanti 2:14,02 davanti a Tiasa Pintar 2:14,50 che risale alla seconda posizione, Fabretto in terza posizione 2:14,70. Riferimento con Vettoretti, aveva virato in 2:14,02 a metà gara, quindi un passaggio identico a quello della Natlacen. Virtualmente sarebbero insieme al comando di questa gara Maddalena Vettoretti e Gaia Natlacen. Invariate le posizioni, racchiuse in meno di un secondo le prime tre atlete, Natlacen, Pintar e Fabretto. Intanto si schierano ai blocchi le atlete della terza serie dei 400 stile libero junior femmine, con in corsia 2 Sophie Kilian, Eisenstatter Schwimmen Union, in corsia 3 Francesca Bettazzi, Azzurra Nuoto Prato, in corsia 4 Alice Magni, Azzurra Nuoto Prato. 3:23,07 Natlacen, Pintar 3:23,66, Fabretto 3:23,88, ancora in meno di un secondo le tre atlete, quindi una gara ancora apertissima con 3:24,94 aveva virato la Vettoretti, che a questo passaggio sarebbe scivolata in quarta posizione. Si muove qualcosa con la Fabretto che ci prova a reagire per la vittoria dei 400 stile libero. Siamo ai 350 metri, 2 vasche alla conclusione. Emma Fabretto si porta al comando 3:57,68, Natlacen 3:58,00, Pintar 3:58,12, addirittura la Pintar prova a superare la Natlacen. C'è però una reazione delle due straniere all'attacco della Fabretto, che si sposta per non lasciare la scia alle compagne di gara. Emma Fabretto in terza corsia, Natlacen in corsia 2 nel finale. Emma Fabretto 4:30,81 per vincere i 400 stile libero davanti al 4:30,95 di Gaia Natlacen. Tiasa Pintar 4:31,33. Questo sprint finale ha fatto scivolare la